abbastanza importanti. E poi c'è qualcosa di un po' meno, perché la gente qui nel Trentino ha paura di parlare, alcuni legali hanno paura di parlare, le famiglie stesse interessate hanno paura di parlare, e questo è un sistema che si avvicina un po' al sud. Noi vorremmo che ci fosse la trasparenza nel nostro territorio, ci fosse la legalità vera, concreta, che non ci sia paura di parlare, di esprimere le proprie opinioni, come per esempio abbiamo dei forti dubbi su qualcosa di grave che ci è stato segnalato, che vorremmo fosse lei. Noi è stato segnalato, poi probabilmente magari si tratta di omonimia, e quindi chi di dovere ci dirà se è vero che un componente privato, detto giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Trento, sì. Ciao. Si chiama dottoressa Katia Marai. Probabilmente non sappiamo se... Katia Marai. Ti lascio. si può? E contemporaneamente. È contemporaneamente, diciamo, referente del volontariato all'interno di Progetto 92. Il Progetto 92, Mario, è... Il progetto che si rivolge verso i giovani, verso i ragazzi in bisogno. A questo punto ci domandiamo, ma creiamo ragazzi che hanno bisogno di andare lì? Cioè forniamo questi collegi, queste strutture, queste cooperative di materia prima? E noi vogliamo pensare che si tratti di un caso di omonimia. Speriamo che sia omonimia. Se non lo fosse, è inopportuno che ci siano queste due presenze, e come giudice onorario e come responsabile all'interno di queste cooperative che hanno queste finalità. Ma lo ripetiamo, non siamo sicuri sia lei. Ce li hanno segnalati. È probabile, ce li hanno forse per la competenza nel campo dei minori, no? Sì, capisco la competenza, però io, giudice, dico che questo ragazzo deve essere affidato ad una cooperativa anziché lasciarlo in famiglia con un sostegno psicologico. Mi è più conveniente mandarlo in cooperativa anziché lasciarlo in famiglia? Questo è il dubbio che noi diciamo, per questo noi non diciamo che c'è incompatibilità, diciamo che ci pare inopportuno, ecco. Noi vorremmo che i ragazzi rimangano nelle loro famiglie e che ci sia da parte dell'ente pubblico un adeguato sostegno psicologico, fisico e anche economico, che costa di meno tenerli in famiglia che mandarli in strutture, oltretutto.